CAI è nato in Sardegna nel 1932 e ha sempre svolto un ruolo di accompagnamento ma anche di supporto agli appassionati della montagna, a chi rispetta la natura, a chi rispetta l'ambiente. E anche questo noi insegniamo al CAI. Oltre a fare escursioni, la sezione di Nuoro quest'anno conta 355 escursioni distribuite ma veramente in tutto il territorio provinciale e non solo, perché abbiamo programmato escursioni anche fuori dai confini del Nuorese, del Gennargentu e della Baronia. Ecco, noi su questo puntiamo molto sulla valorizzazione della montagna, sul rispetto della montagna e facciamo anche educazione ambientale, perché credo che sia importante rispetto al modo di fare che vediamo spesso attraversando le nostre strade, gente che abbandona rifiuti, eccetera, eccetera. Quello che noi vogliamo portare avanti comunque è l'unità delle persone che amano questo modo di fare, questo modo di divertirsi, questo modo di amare la montagna. E io credo che questa sia anche un'opportunità in termini diversi rispetto al territorio, perché oggi il CAI non è più un'associazione che cura il proprio club e i propri associati, ma è diventato un interlocutore istituzionale. Perché noi oggi, attraverso Forestas, siamo interlocutori della Regione per un progetto grande che si chiama Sentiero Italia e che nella sua totalità percorre 7.200 km, 640 dei quali risiedono in Sardegna. Per la verità parte dalla Sardegna, esce dalla Sardegna, va in Sicilia, ritorna in Calabria fino ad arrivare al nord del paese. Io credo che questa sia un'opportunità importante. Devo dire che su questo dobbiamo registrare molta condivisione da parte degli amministratori locali, perché hanno capito che c'è un'importanza. L'importanza è quella del ritorno che può determinare il Sentiero Italia anche per le comunità locali. Noi dobbiamo per questo attrezzarci, dobbiamo fare in modo che chi visita i nostri territori trovi accoglienza, ospitalità, ma anche, come dire, la maniera di poter passare le serate anche in compagnia. Ci sono delle opportunità che vanno sfruttate, vanno colte. Io ho capito che comunque anche il mondo delle campagne è interessato a questo, perché quando sentiamo allevatori che vivono in cima alle montagne e che comunque aprono le porte al sentiero, immaginando anche di poter ospitare un domani due camminatori, non li chiamiamo pellegrini come fanno in altri cammini, ma noi li chiamiamo camminatori, gente che ama camminare, perché oggi chi decide di farsi il Cammino Italia nella sua interezza percorrere 7.200 km. Non stiamo parlando di una passeggiata di fine settimana, stiamo parlando di un impegno vero, di un impegno serio che ovviamente porta anche le comunità locali ad avere un ritorno. E io credo che questo sia importante. Ecco, noi siamo felici di poter contribuire a realizzare anche questi obiettivi per le nostre comunità. Sono sentieri, non sono nuovi sentieri, il punto sta qui, non sono nuovi sentieri, è il recupero storico di sentieri dei caprai, di Lula, Lodè, Siniscola, e anche dei Siniscola, soprattutto i contadini, quelli che coltivavano il grano in quello che loro chiamano sraglioleddas, che sono bellissime spianate sopra il Montalbo, che dalla 131 di CN non si vedono, quindi sembrerebbe un unico scoglio di calcare. Invece ci sono le spianate proprio dove si coltivava il grano, e gli altri sono i sentieri del carbone. Noi stiamo adesso percorrendo un sentiero che era già un sentiero dei carbonai, cioè a dire, questo sentiero e altri sono intercalati dalle piazzole del carbone, no? Le piazzole del carbone, che qui c'è stata la devastazione come in larga parte della Sardegna, accumulavano il legname in queste piazzole, duravano 6 giorni e 6 notti, bruciava lentamente il legname in questi territori ricchissimi di piante, di lecci e di corbezzolo, come abbiamo visto, e piano piano diventava carbone, insomma, che poi veniva esportato
e portato giù ai porticcioli di Siniscola, di Capocomino, e da lì andava alle Chiatte che erano alla fonda sul mare. Quindi un bene, un tesoro che partiva via. Adesso a noi sono rimasti i sentieri, vengono tracciati e vengono collegati a una dorsale importantissima che arriva qui dalla Gallura, cioè arriva dalla Santa Teresa di Gallura, approda al Parco Tepilora, che possiamo vedere, e lì davanti si vede Punta Tepilora, oltre il comune di Lodè, oltre i paesi, oltre le case del comune di Lodè c'è Punta Tepilora, sale verso Sant'Anna e poi inizia il suo percorso diciamo proprio sul crinale totale del Montalbo, fino ad arrivare qui a Ianna Pretuar, che poi prosegue a Ianna Verulargiu per immettersi sulla 131 di CN, proseguire verso Montesenes di Irgoli, il Tutavista, insomma il Supramonti di Dorgali, Oliena, Orgosolo, fino a Castiadra, 640 km di percorso. Il sentiero Italia-CAI viene tabellato, ci avrà le sue indicazioni precise, già ha alcune indicazioni, già alcune parti è stato assolutamente tabellato, è stato certificato, e piano piano con l'agenzia Forestas e con i volontari CAI il lavoro verrà concluso. Insomma. Certo che è un'opportunità per tutti noi, insomma, di tipo ambientale, di sostenibilità, è un'opportunità per chi intende venire in Sardegna e non solo mare, ma anche montagne, quindi è un'opportunità per tutti. Stiamo trasferendo alle nuove generazioni un patrimonio incalcolabile, insomma, un tesoro incalcolabile. Occorre proseguire in questo lavoro, lo facciamo con grande impegno, lo stiamo facendo con grande impegno. Io devo ringraziare Forestas perché con noi ha stabilito questo raccordo e questo rapporto quotidiano di lavoro che sicuramente ci porterà molto lontano. A proposito di sentieri, ci porterà molto lontano, e i primi ad usufruirne sono i comuni che sono aggrappati ai sentieri, al Sentiero Italia. La rete sentieristica diventa rete ambientale, diventa rete appetibile, è già appetibile. Io so con certezza che è già appetibile in diverse parti della Sardegna. In questa giornata del 18 ottobre 2022 ci sono eserciti di escursionisti che stanno percorrendo Sentiero Italia, e quindi accrescono anche le opportunità e le possibilità delle comunità. Bisogna ragionare in termini di integrazione dei vari segmenti, e questo secondo noi ci stiamo mettendo tanto. Noi siamo volontari quelli del CAI, ma ci stiamo mettendo tanto perché ci piacciono i posti, perché ci piace questo monte, perché ci piace questo bianco, questo verde, perché noi ogni anno qui organizziamo 3 o 4 escursioni sociali con 50, 60, 80 persone che accompagniamo per ogni escursione in tutto il Montalbo, e piace sempre, non cambia mai, è sempre immobile ma piace sempre. Questo è insomma essere decisi nel valorizzare dal punto di vista ambientale, della sostenibilità, ed è un patrimonio che resterà. Noi stiamo solo collaborando insomma con tanti perché questo patrimonio rimanga intatto. Per il Comune di Lodè è un piacere e un onore partecipare a dei progetti coinvolgendo enti come Forestas e associazioni come il CAI che, essendo insediati nel territorio, contribuiscono attivamente e concretamente tutti i giorni alla valorizzazione di questo tipo di attività. È importante parlare di questi sentieri in un'ottica non solo di tutela ambientale, ma anche di sviluppo locale, di sviluppo turistico-economico e di opportunità per il territorio. È
È intento dell'amministrazione comunale insistere sulla valorizzazione di questi due territori di pregio, il SIC Montalbo e il Parco di Tepilora, che sono parte integrante della riserva di biosfera. L'auspicio mio da sindaca e quello degli amministratori comunali è sicuramente quello di implementare anche in prospettiva queste attività, facendo sì che vengano poi tramutate anche in uno sviluppo del territorio anche a livello economico.